Dopo oltre 10 anni in Sicilia si torna a votare per eleggere i rappresentanti delle ex province. Proprio pochi giorni fa, dal palco delle Ciminiere a Catania, dove si è svolta la convention del suo movimento Diventerà Bellissima, il presidente della regione, Nello Musumeci, aveva tuonato contro il governo a guida comunista di Rosario Crocetta, che nel 2015 ha detto che le province erano un peso e le ha decapitate. Una riforma che doveva precedere quella nazionale nella stessa direzione dell'allora ministro Graziano Del Rio, ma che si impantanò in un caos burocratico. Ora finalmente, dopo anni di commissariamento, l'ultimo a settembre, il 22 gennaio 2022 si tornerà alle urne per eleggere i consigli metropolitani a Palermo, Catania e Messina e i presidenti dei consigli dei liberi consorzi comunali ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. A votare però non saranno i cittadini, si tratta infatti di consultazioni di secondo livello e il corpo elettorale è rappresentato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica. Si vota un solo giorno, dalle 8 alle 22, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio il giorno successivo dalle 8. Nelle 3 città metropolitane il Consiglio è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, che di diritto è il primo cittadino del comune capoluogo, da 14 consiglieri se la popolazione residente è fino a 800.000 abitanti, o 18 consiglieri se superiore. Altro organo è la conferenza metropolitana composta dai sindaci e dai comuni appartenenti alla città metropolitana. Nei 6 liberi consorzi comunali devono essere eletti il presidente e il consiglio, 10 componenti se la popolazione è fino a 300.000 abitanti, 12 se fino a 700.000 o 16 se superiore. L'assemblea è invece composta da tutti i sindaci dei comuni del libero consorzio. Tutti i componenti durano in carica 5 anni, ma se un sindaco o consigliere cessa dall'incarico avviene la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi delle città metropolitane o liberi consorzi. In caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo della città metropolitana si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco. Nelle 3 città metropolitane le elezioni verranno indette dai sindaci metropolitani, nei 6 liberi consorzi in sede di prima applicazione dal Presidente della Regione e a regime dal Presidente del libero consorzio uscente. Gli uffici elettorali saranno costituiti nelle sedi degli enti di area vasta. Sono eleggibili a Presidente del libero consorzio i sindaci dei comuni, a consiglieri delle città metropolitane e ai liberi consorzi, i sindaci e i consiglieri comunali. Sono candidabili a Presidente i soli sindaci, a consiglieri i sindaci e i consiglieri comunali. La presentazione delle liste deve avvenire tra le 8 del 1 gennaio e le 12 del 2 gennaio.